Buon pomeriggio a tutti amici e amiche di Sportisili e benvenuti a questa partita che apre la giornata di promozione. Benvenuti a Bagheria contro Mazara. Un saluto qui da Gabriele Rispetto, un saluto a tutte le donne, le signore e le ragazze che ci stanno ascoltando e auguri per questa festa. Attenzione però alle giocate al tiro provato, subito accentrandosi da parte di Lucera. E allora ancora palla per i bianchi, cross rimesso al centro per nessuno. Fiorentino a girare per Lucera, ottimo il controllo del 10, se c'entra Lucera, l'ha parato un'altra volta il Giacalone, rimane lì la sfera. Arriva il vantaggio del Bagheria, arriva con Giglio, va la cara K a destra, Giglio più centrale, ancora lui, arriva Gai che lascia Di Giorgio. Il miracolo autentico qui di Giacalone che ha fatto una grande parata. Di sinistro trova in qualche modo Lucera, ancora il 10, Lucera è in aria, va col destro, troppo sotto, gli rimane il pallone, Giacalone la fa sua. Il controllo di Lucera che corre a sinistra, Lucera, ancora lui in aria, le giocate ubriacanti del 10 che poi appoggia dove c'è Caracappa. La rete del numero 19, perché ormai siamo oltre l'unico minuto di recupero. Perde però palla il Mazara, pallone buono al centro per Lucera che va sul destro, ancora Lucera mette a sedere il portiere e c'è anche il 3-0 del Bagheria con Lucera. Ancora gli scambi qua precisissimi a cercare Lucera che salta il portiere con il pallone fuori gioco, ma non era sicuramente Lucera a essere in posizione irregolare. A cercare Lucera che prova a saltare Giacalone, si interstardisce Lucera, ancora lui, palla al piede, sempre il 10. 4-0. Prova le giocate, lo scatto a sinistra, cross che arriva al centro, Stassi, il pallone non è entrato. La parata di Seidita, la giocata provata a cerchiare Lo Presti, ancora lui, Lucera entra in aria, pallone al centro, Stassi fermato, ancora Lucera, prova il destro, alto, fischia 3 volte il direttore di gara. Il Bagheria senza problemi e senza affanni trova una vittoria importantissima sotto la luce di Lucera.